Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, che dedicheremo oggi in parte anche alla questione delle pensioni, della riforma prospettata dal governo dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Lo faremo con il capogruppo della Lega Nord alla Camera dopo le ore 11:15. Non parleremo solo di quello, ma anche di alcuni altri argomenti in primo piano, specie per quanto riguarda i conti pubblici, a proposito dei quali apre anche la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani. Il deficit 2015 resterà quest'anno al 2,6%, l'obiettivo programmatico indicato nel DEF, documento di economia e finanza. Non un decimale in più, dice il governo. La soluzione che il governo sta identificando per adeguarsi alla sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni non avrà impatto sugli impegni presi in materia di conti pubblici nel documento di economia e finanza. La garanzia arriva da fonti del Ministero dell'Economia, dopo che da Bruxelles è trapelata la notizia della messa sotto monitoraggio dell'Italia da parte della Commissione europea. Nelle prossime raccomandazioni in arrivo mercoledì, l'Europa potrebbe arrivare a condizionare alla soluzione del problema pensioni il via libera all'uso della flessibilità richiesto dall'Italia per attenuare la regola del debito e il percorso di rientro del deficit strutturale. L'ente di Bruxelles sull'Italia per le pensioni, pronto il decreto, i rimborsi in base al reddito, ha detto il ministro dell'Economia Padoan. Mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA c'è la cronaca. Ho avuto un raptus e l'ho aggredita, è la confessione di Simone Borgese, 30 anni, romano, su quanto compiuto venerdì mattina in una strada sterrata nella zona di Ponte Galeria, dove ha violentato una tassista di 43 anni. La svolta nelle indagini è arrivata in tarda mattinata di ieri, un serrato lavoro investigativo che ha consentito di individuare l'uomo, trasferito ora a Regina Coeli in carcere con l'accusa di violenza sessuale e rapina. A incastrare Borgese, che di lavoro fa il cameriere, è separato, ha una figlia di 7 anni, anche il riconoscimento fotografico fatto dalla vittima dello stupro. In base a quanto filtra, il responsabile della violenza è apparso non pentito di quanto avvenuto. La sua, dicono gli inquirenti, è stata una confessione piena e dettagliata. Gli uomini della squadra mobile sono arrivati a lui grazie anche all'aiuto di un altro tassista che aveva riconosciuto nell'identikit reso noto dalla questura un passeggero che poi pochi giorni fa aveva accompagnato nella stessa zona di Ponte Galeria dove vive il nonno del violentatore. Arrivati davanti all'abitazione, l'uomo aveva spiegato al tassista di non avere i soldi per pagare la corsa, ma a garanzia di futuro pagamento aveva dato il suo numero di cellulare, su cui gli inquirenti hanno fatto verifiche risalendo poi all'identità di Borgese. Nel suo passato anche piccoli precedenti per furto e minacce al compagno di sua madre. Si è chiusa così in poco più di 48 ore la caccia all'uomo iniziata dopo la denuncia di stupro da parte della donna. Una vicenda iniziata venerdì mattina attorno alle 7 nei pressi dell'hotel Ergife di Roma. Sempre poi dalla prima pagina dell'agenzia ANSA il voto in provincia di Trento e di Bolzano, le comunali in Trentino. La Lega raddoppia i consensi, la città di Trento va al PD al primo turno, crolla l'affluenza, il primo mini test elettorale delle amministrative previste poi per fine maggio. Trentino, Alto Adige e Valle d'Aosta al voto per le comunali, confermato il sindaco uscente del PD di Trento col 53,7%, Alessandro Andreatta. A Bolzano invece si delinea un ballottaggio per il sindaco uscente del PD Spagnolli, che alle precedenti consultazioni era passato al primo turno. In forte calo l'affluenza. Dal punto di vista elettorale il PD perde ma sostanzialmente tiene, mentre si registra un forte calo di Forza Italia. Raddoppia i suoi voti invece la Lega Nord, specialmente a Bolzano. La Lega di Salvini raddoppia i consensi superando l'11%. In Valle d'Aosta anche qui sale l'astensione alle elezioni per il nuovo sindaco ad Aosta e per il rinnovo del Consiglio Comunale. Alle 19 di ieri aveva votato il 45,77% degli aventi diritto contro il 50,6% del 2010. Probabile che il dato finale di affluenza si attesti intorno al 60%. E ancora dalla prima pagina dell'agenzia ANSA un'orrenda notizia che viene ancora una volta dall'India. Una ragazzina indiana di 15 anni, violentata per 8 mesi, ricattata dal suo aguzzino, è stata bruciata viva ieri alla periferia est di Nuova Delhi
per aver voluto resistere a un nuovo stupro. Lo scrive oggi il quotidiano Hindustan Times dopo la denuncia dei genitori, precisando che 4 persone sono state arrestate. Mesi fa un vicino aveva violentato la giovane nel villaggio di Banwaribas ed aveva cominciato a ricattarla con la minaccia di rendere pubblico un video della violenza. Tornando invece alle cose italiane, da oggi 11 maggio sarà possibile presentare le domande per ricevere l'assegno di natalità, il cosiddetto bonus bebè, per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Il bonus viene riconosciuto ai nuclei familiari che hanno dichiarato un ISEE, un indicatore della situazione economica, non superiore a 25.000 euro annui. In questo caso l'assegno è corrisposto in rate mensili di 80 euro per ogni figlio a decorrere dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del minore e viene erogato fino al compimento del 3° anno del bambino. Per i nuclei familiari più poveri che dichiarano un ISEE non superiore a 7.000 euro all'anno, l'importo è raddoppiato. L'assegno sale a 160 euro al mese per figlio. La domanda può essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini italiani o comunitari, ovvero che siano cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno europeo di lunga durata. Il genitore richiedente al momento della domanda deve essere residente in Italia, convivente col figlio, per il quale si richiede l'assegno in questione. La domanda, fanno sapere dall'INPS, può e deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica e deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia a seguito di adozione o affido preadottivo. In via transitoria per le nascite o adozioni avvenute tra il 1 gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile. Per questi casi, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio del 2015 il termine utile. Per le domande di assegno presentate oltre i 90 giorni, l'assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Queste le notizie in sintesi di prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani. Intanto, prima di andare nella seconda parte della trasmissione alla questione delle pensioni, la sentenza della Corte, il governo che ci vuole mettere mano e tutto ciò che vi ruota intorno in tema di finanza pubblica. A proposito di quattrini pubblici, e visto che ogni tanto riemergono alcune considerazioni su questo o quell'ammanco fatto da questo o quel dirigente di partito, di una vicenda interessante si è occupato ieri sera la trasmissione Report di Milena Gabanelli, è la vicenda del quotidiano L'Unità. Il quotidiano L'Unità non è più in edicola da agosto scorso. La società che pubblicava il giornale, nuova iniziativa editoriale di Soru Mian, famoso cane Günther e compagnia bella, nonostante 60 milioni di contributi pubblici nel corso di 14 anni di gestione, ha portato i libri in tribunale a farne le spese fornitori, finanziatori, ma anche giornalisti. Ci sono però, e questa è la questione sollevata da Report, quasi 100 milioni di euro del vecchio debito del quotidiano L'Unità che rischiano di essere accollati ai cittadini in virtù di una soluzione escogitata a suo tempo dall'allora tesoriere dei DS Ugo Sposetti, attuale senatore del PD, il quale ha messo al sicuro i beni aggredibili del partito all'interno di fondazioni e si è avvalso di una legge che in sostanza ha permesso di scaricare i debiti sulla collettività, sulle casse pubbliche. Di questo magari poi parliamo, ma intanto mi fanno cenno dalla regia che dovremmo avere con noi, però facciamo una piccola pausa, una piccolissima pausa. Dovremo avere con noi tra poco Matteo Salvini. Ci risentiamo tra pochissimo. Non lasciare il tuo 2 per 1000 nelle mani di chi poi lo regalerà ai soliti noti. Da oggi puoi destinare il tuo 2 per 1000 alla Lega Nord. Inserisci il codice D13, Domodossola 13, nell'apposito riquadro contenuto nella dichiarazione dei redditi e apponi la tua firma. Oppure, se sei esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, richiedi il modulo al tuo CAF o al tuo commercialista, oppure scaricalo dal sito dell'Agenzia delle Entrate o da www.leganord.org
e consegnalo in busta chiusa al più vicino ufficio postale. Sostieni la Lega Nord con il tuo 2 per 1000. Non ti costa nulla. Inserisci il codice D13. Allora, tra poco dovremo essere in collegamento con Matteo Salvini. Citavo prima il dato delle elezioni comunali in Trentino Alto Adige, Bolzano al ballottaggio, Trento al centro-sinistra, bassa l'affluenza, 240 comuni al voto. La Lega supera abbondantemente Forza Italia e raddoppia i consensi. In Val d'Aosta, la in Alto Adige, la SVP, la Südtiroler Volkspartei, punita nei piccoli comuni per i tagli agli ospedali, scrive per esempio Repubblica, che parla di affluenza bassissima, di crollo di Forza Italia, Lega Nord che quasi raddoppia, Movimento 5 Stelle che perde consensi rispetto alle europee e, nonostante una flessione nelle percentuali, vince il centro-sinistra. Sarà ballottaggio nelle comunali di Bolzano, col centro-sinistra avanti e vittoria al primo turno per il candidato del PD a Trento, i due verdetti principali della tornata di elezioni amministrative in Trentino Alto Adige, dove si è votato per il rinnovo di 240 sindaci e consigli comunali. Si è votato anche in Val d'Aosta, lo spoglio è in corso dalle 8 di stamani, gli eventuali ballottaggi sono previsti per il 24 maggio. Alla chiusura dei seggi alle 21, in Alto Adige aveva votato il 66,9% degli aventi diritto al voto. 5 anni fa il dato era stato del 74,6%, con un calo del 7,7%. A Bolzano l'affluenza ha fatto segnare il 5,7%, il 57,7%, l'8% in meno di 5 anni fa. A Trento il calo è stato del 6,1%. Dal 60,1 al 54%. Alla rilevazione delle 23 per Aosta, affluenza al 61,25 contro il 66% di 5 anni fa. Molti piccoli comuni hanno rischiato di vedersi nominato un commissario perché, pur essendoci un unico candidato, non hanno partecipato al voto il 50% degli elettori. Era attesa la sfida nei due capiluogo tra Forza Italia e Lega Nord, un primo test per la leadership del centrodestra. I dati parlano di una netta affermazione della Lega Nord che a Trento e Bolzano supera il 12%, mentre Forza Italia non arriva al 5%. Questo per quanto riguarda il voto in Trentino Alto Adige. Quello in Val d'Aosta lo sapremo nel corso della mattinata. Nella mattinata dalle ore 8 di stamani ci sono gli spogli. Intanto, se la regia mi conferma, dovremmo essere in collegamento con Matteo Salvini. Buongiorno Matteo. Pronto? Io non sento nulla, quindi chiedo alla regia Lumi, anzi Audi, perché in questo momento io non ho alcun ritorno, anzi non sento niente. Il bello della diretta, finché c'è, e quindi la linea deve essere caduta. Quindi ascoltiamoci un po' cosa dice Alfano di un altro degli argomenti di cui poi parleremo, ovvero la distribuzione dei migranti tra i paesi europei. La distribuzione dei migranti in tutti i paesi d'Europa è un clamoroso successo italiano, ma è un successo giusto. Dobbiamo però dire con grande chiarezza che noi non possiamo chiedere all'Europa l'equa ripartizione tra tutti gli stati d'Europa e non fare in Italia l'equa ripartizione tra tutte le regioni italiane. Il sud e la Sicilia hanno già pagato tanto, hanno già pagato troppo. La Sicilia sopporta il 90% degli sbarchi e non si può spostare da dov'è, e quindi è un peso che deriva dalla geografia e dalla storia, ma non può sopportare il 20% dell'accoglienza di fronte a chi magari con egoismo dice io qui non li voglio. Noi dobbiamo avere una posizione molto giusta, onesta e chiara. Una equa distribuzione in Europa, una equa distribuzione tra le regioni italiane. Non possiamo chiedere equa distribuzione tra gli stati d'Europa se non saremo leali in Italia a ottenere una equa distribuzione tra le regioni italiane. Bene, abbiamo infatti visto cos'è che ha risposto, ho cominciato a far capire di rispondere l'Europa, ma ne parleremo. Intanto dovremmo essere in collegamento con Matteo Salvini. Buon lunedì a te Giulio, buon lunedì a Roberto in regia, soprattutto alle amiche e agli amici all'ascolto. Siamo in trasferimento da Andria a Foggia. Ecco, buongiorno allora anche a te Matteo. Abbiamo dato poco fa i risultati, o perlomeno i primi risultati del voto a Trento e Bolzano.
Poi stamani sono in corso gli spogli in Val d'Aosta, però le notizie che hanno cominciato a filtrare parlano di un raddoppio dei voti della Lega in Alto Adige e in Trentino e di un'affermazione netta, diciamo così, rispetto al centrodestra o quel che rimane. Assolutamente, risultato mai raggiunto nella storia della Lega né a Trento né a Bolzano. Col 13% a Trento la Lega è il secondo partito di tutta la città e a Bolzano con l'11%, una Lega in doppia cifra non c'è mai stata, siamo terzi partiti e primo partito del centrodestra, quindi ci tengo a ringraziare i militanti e gli elettori per la fiducia. A Trento abbiamo 6 consiglieri comunali all'opposizione che da oggi cominceranno a fare un lavoro di controllo, di verifica, di denuncia e di proposta. Certo, a Trento il PD ha vinto, di solito superava il 65%, stavolta è arrivato al 53%, quindi ha sempre vinto, va riconosciuta la vittoria degli altri, però l'effetto Renzi, che pochi giorni prima del voto è andato a Trento e a Bolzano a promettere soldi e poteri, è stato un effetto al contrario, nel senso che hanno perso rispetto solo all'anno scorso e a 2 anni fa migliaia e migliaia di voti. Se questo è l'antipasto per le elezioni del 31 maggio, Giulio, è un buon segnale, perché ripeto, mai in 25 anni di storia della Lega, né a Trento né a Bolzano, avevamo ottenuto risultati del genere. Ci sono anche alcuni sindaci. La Lega ha il sindaco di Avio, in provincia di Trento, e poi, piccola soddisfazione personale, siccome ci vado in vacanza da quando ho 1 anno, per la prima volta la Lega amministra anche il comune di Pinsolo, che comprende anche Madonna di Campiglio, e quindi sono piccoli segnali di cambiamento che sono molto significativi. Ecco, e i segnali che vedi in giro, altrove anche, perché sei in perenne movimento? Ieri sono felice di aver passato la giornata della festa della mamma insieme a tanti uomini, soprattutto donne, in 2 sale strapiene, prima a Lecce e poi a Bari, perché un conto è andare a Trento, un conto è andare a Verona, un conto è andare a Brescia, un conto è andare a Lecce e a Bari. Centinaia di persone, nostri candidati consiglieri comunali, nostri candidati di noi con Salvini, consiglieri regionali, sindaci. Stamattina ero ad Andria alle 9:30 di un lunedì mattina e non ci stava la gente dentro l'albergo che era stato prenotato, tanto che il sindaco uscente e probabilmente rientrante al primo turno di centrodestra ha detto la prossima volta andiamo in piazza. E il significativo, Andria, che è una città di 100.000 abitanti, quindi non è una cittadina, il sindaco fin da subito, fra l'NCD di Alfano e noi con Salvini, ha detto io non voglio Alfano, voglio l'apparentamento con noi con Salvini. E quindi anche qua segnali del fatto che il coraggio, la coerenza, sono riconosciuti, e ripeto, è un esperimento che è la prima volta, è una nostra prima volta, però ho trovato un effetto e un calore che non ricordavo da tanto. Ecco, la lista in questione, la lista Noi con Salvini, come è nata, come si è sviluppata? Tutte persone nuove, non ci sono riciclati, non ci sono fuoriusciti, non ci sono trombati, sono insegnanti, sono avvocati, sono commercianti, sono studenti, tante ragazze e tanti ragazzi che si affacciano per la prima volta alla politica, ma così in Consiglio Comunale ad Andria, così come a Matera, così come in Consiglio regionale in Puglia. Poi Milano è la seconda città pugliese d'Italia, quindi tra Puglia e Salento anche Milano va e viene qua adesso il governo, ci pensa il governo che fa la banda larga, avremo comunicazioni all'altezza, però per il momento la linea traballa, telefonica intendo. Ci siamo. Pare che ci siamo. C'è la pubblicità, mi dicono dalla regia tassativamente, per cui ci risentiamo tra poco, pochissimo. Volentieri. Signor Catalan, ecco il suo nuovo climatizzatore. Perché parla sottovoce? Così glielo faccio sentire. Il fresco? No, il climatizzatore. È più silenzioso di un respiro. Mi ha lasciato senza fiato. Scegli il climatizzatore ad alta efficienza di Enel Energia. È super silenzioso ed in più fa tutto Enel Energia. Chiama l'800 900 860. Enel Energia per il mercato libero. Offerta valida fino al 36/2015 e condizionata all'esistenza o adesione a un contratto luce o gas con Enel Energia.
Salve, devo cambiare l'olio alla mia Volkswagen. Ecco una bottiglia di qualità eccellente, di colore giallo ambrato e viscoso al punto giusto. Deciso su strada, si sposa con le prestazioni del motore ed esalta il piacere di guida. Affida la tua Volkswagen ai veri intenditori dei centri Volkswagen Service, anche per cambiare olio e filtri. Oggi hai in più un risparmio del 25%. Registrati al sito e scopri molte altre offerte. Promozione valida dal secondo tagliando per... Bene, siamo di nuovo in onda con Matteo Salvini, in Puglia stamani, giusto? Stasera a Roma però, se non ho capito male. Sì, fra poco Foggia e poi stasera a Roma, al Teatro Brancaccio, che è il teatro dove facevano il Maurizio Costanzo Show, per intenderci, che tiene 1300 posti a sedere, e a Roma dove c'è qualche attore, qualche cantante, qualche intellettualone che dice: Salvini, non farti vedere, stai attento, ti aspettiamo, ma sono i bambini dell'asilo, se pensano di bloccare un'idea politica, una forza che cresce con qualche minaccia, qualche video, qualche canzone o qualche articolo sul giornale, hanno sbagliato a capire. Alla Garbatella. Dimmi te se qualcuno si deve sentire padrone del suo quartiere, del suo palazzo, della sua città. Io penso che in democrazia ci sia spazio per le idee di tutti, poi sono liberamente, democraticamente ed educatamente i cittadini a scegliere. Ecco, qualche fenomeno urlante e lanciante oggetti c'era anche ieri a Lecce piuttosto che a Bari, però non è politica, quella è demenza e come tale va trattata. Ecco Matteo, a proposito di Puglia, si vota in 47 comuni oltre che alla regione, 15 di questi comuni con più di 15.000 abitanti. Per i comuni, dicevi prima come è nata la lista, noi con Salvini. Per la regione lì però c'è da una parte, mi sembra, Michele Emiliano, che per il PD sta facendo qualcosa di simile, sebbene non in maniera così eclatante, a quello che sta facendo De Luca in Campania, cioè imbarcando non solo a Manca, ma anche a destra. Forza Italia, di tutto. Io non so questo Partito Democratico che, per carità, per il momento è vincente, perché è ancora largamente il primo partito in Italia, ma se metti insieme le mele con le pere, non so che tipo di coerenza e di possibilità di governare e di fare tu abbia. Stanno raccattando qualunque cosa, ma l'abbiamo visto anche a Moretti in Veneto, che ha recuperato anche qualche ex leghista, ma ex, che pur di far finta di avere a cuore l'autonomia, ma la gente non è scema. Ecco, dicevo però, per le regionali neanche il centrodestra ha fatto un figurone finora in Puglia, mi sembra. Perché lì si è capito poco. Forza Italia, Fratelli d'Italia, ma poi c'è l'UDC che sostiene Emiliano, quindi e noi, nel nostro piccolo, modestamente, ripeto, con candidati che sono la prima esperienza, che hanno la pedina penale pulita, che hanno entusiasmo, l'unica alternativa di centrodestra è quella a cui partecipa noi con Salvini. Certo, ce lo diciamo sottovoce e i dati di Trento e Bolzano sono lì a dimostrarlo, c'è un problema in Forza Italia, nel senso che, se non ricordo male, sia a Trento che a Bolzano Forza Italia è ampiamente dietro la Lega. Chiaro che non possiamo essere noi in Puglia il traino, almeno per il momento, però comunque almeno c'è un'alternativa credibile e di centrodestra al signor Emiliano, che ha governato secondo me male Bari e adesso vorrebbe andare a governare altrettanto male, secondo me, la Puglia. Ecco, che idea ti sei fatto tu invece della questione del Partito Repubblicano a proposito di Forza Italia, la proposta di Berlusconi? Non ho capito cos'è, tu l'hai capito? Non ho capito se nella visione di Berlusconi bisogna sciogliersi tutti quanti in un soggetto. Io non mi sciolgo in niente, la Lega non si scioglie in niente, sicuramente bisognerà dal 1° giugno in poi, dal giorno dopo le elezioni regionali, lavorare,
capire, sviluppare, coinvolgere, però io non mi sciolgo in alcunché. Allora, pochi minuti, però se qualcuno vuole intervenire a flash da casa può farlo. Nel frattempo mi pare di aver sentito che la linea è caduta, la linea telefonica, la recuperiamo velocemente. Se qualcuno vuole intervenire può farlo, stavo dicendo, chiamando allo 02 66 20 35 29, ripeto 02 66 20 35 29 per intervenire in diretta. Non abbiamo molti minuti, ma ancora credo qualche minuto possiamo averlo in collegamento con Matteo Salvini, al quale adesso c'è una telefonata. 2, le passiamo, intanto prendo nota. Pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Maria, dalla provincia di Padova. Volevo un'informazione. Se io faccio la lista di Salvini, posso andare alla sinistra, dare a precedenza a qualche persona di sinistra, no di Salvini? Non ho capito, Pronto? signora. E io non ho capito la sua domanda. Sarò La un mia rimbambito. domanda è questa. Io sono della Lega. Ecco. Faccio la lista di Salvini del Veneto, di Zaia, né? Ecco. Posso dare a preferenza a uno di sinistra, però, perché mi da intendere questo. Cioè il voto disgiunto, in poche parole. Sì. Sì, è certo che si può, insomma, si può fare sì. Non credo che sia una novità che si può fare il voto disgiunto. Però, no. Ma se sono di destra, posso fare quello di sinistra aggiunto? Ma signora, lei può fare quello che vuole, in linea di principio. Se lei vuole votare un candidato presidente, una lista di un altro schieramento, si chiama voto disgiunto, è sempre stato possibile, lo può fare. Poi i motivi per cui lo deve fare io non li so, però in teoria lei può fare il voto disgiunto, votare per un candidato presidente e votare una lista di una coalizione che ne supporta un altro. C'è un'altra telefonata, chiedo conferma, è così, no? Il voto disgiunto significa questo, io scelgo un candidato poi voto la lista di un altro che ne sostiene un altro, per motivi miei. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Sì, ciao, sono Angelo, sezione Montecchio Maggiore. In riferimento al comico Alfano, io pregherei Salvini di sostenere il massimo, magari anche con delle manifestazioni Bitonci, perché per dare una direzione e far capire che ormai noi ne abbiamo coglioni quadri. Va bene, allora, questione Alfano, accoglienza, migranti, eccetera, Bitonci, la sua iniziativa, e questione voto disgiunto in Veneto. Matteo, per sintetizzare. Ci sono leggi elettorali diverse da regione a regione, quindi perché è diversa in Toscana, diversa in Liguria, diversa in Veneto. In Veneto mi permetto di dire dopo Zaia sono Zaia. La sanità veneta è invidiata in Europa, è studiata in Europa, quindi toccare una macchina che funziona mi sembra un rischio, mi sembra un azzardo, e l'aria che c'è in Veneto è buona, ma io chiedo a tutte le amiche e gli amici che ci stanno ascoltando dal Veneto di fare uno sforzo ulteriore, perché negli ultimi giorni la sinistra ha un sacco di soldi, di pubblicità in televisione, in radio, per le strade, sui giornali. Noi di soldi ne abbiamo pochini, quindi contiamo su di voi perché la gente vada a votare, perché la gente partecipi domenica 31 maggio e quindi continuare a ben governare come ha fatto Luca Zaia, certo con una Lega che se è primo partito è il centrodestra, come è accaduto a Trento e a Bolzano, cambia anche la musica sui temi dell'autonomia, del federalismo e dell'indipendenza. Sull'immigrazione, che sia un business, ormai l'hanno capito anche i bambini, si trovano a Bruxelles mercoledì per adottare delle soluzioni che la Lega propone da anni: affondare con i vuoti, presidiare i porti della Libia, arrestare i scafisti, costringere l'Europa a farsi carico di una parte di questi barricati. Come sempre hanno dovuto aspettare 5.000 morti, spendere qualche miliardo di euro inutilmente, poi probabilmente dovranno dare ragione alla Lega. Su questo però ti faccio una domanda, dopo le prossime 2 chiamate, adesso non so quanti minuti hai ancora a disposizione, Matteo. Pochi, presumo, però 2 chiamate le riusciamo a prendere. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una domanda a Matteo.
come viene finanziato noi per Salvini? Soprattutto, visto che lui è segretario della Lega Nord, fino a dove ci sono i nostri elettori, ok, ma per quanto riguarda il territorio di Roma, la Puglia e il resto? Come viene finanziato noi con Salvini? Questa è la domanda. Con quali soldi dai lui volontari del territorio, dai volontari del territorio che si pagano sedi, si pagano bandiere, si pagano magliette, si pagano volantini, manifesti. Da parte della Lega, visto che noi con Salvini è un soggetto diverso, non c'è una lira in uscita, anche perché non li abbiamo neanche, quindi anche volessimo non potremmo farlo. È tutto autofinanziato ed esiste laddove non esiste la Lega Nord a statuto, quindi c'è la Lega Nord fino alla Toscana, l'Umbria, le Marche, e quella è Lega, col simbolo Lega. Dove non esiste da statuto la Lega, dove non esiste niente, quindi da Roma in giù, c'è la scommessa di questo gruppo di donne e di uomini che, mettendoci del loro, vuole vedere se l'idea di sicurezza, di lavoro, di autonomia, di federalismo è matura anche per il centro e per il sud. È una scommessa, vediamo se riusciamo a vincerla dopo tanti anni o no. Altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, sono da Brescia. Il 97 non funziona qui a Brescia, però volevo fare una domanda all'amico Salvini. Perché non mettiamo insieme le 5 giornate di Milano e le 10 giornate di Brescia per fare un certo tipo di discorso? Buongiorno e buon lavoro, buongiorno. Nel 97 pare che abbiano spazzato il ripetitore, proprio grattato, rubato, per inciso. Poi si vedrà. Sì, anche la storia. Qua sto alla Puglia, c'è l'Unione Europea che sta rischiando di cancellare secoli di storia. Questo è un terreno agricolo per eccellenza. Qua ci sono gli ulivi che stanno rischiando una strage, c'è la pesca, c'è l'agricoltura che per colpa dell'IVA sui terreni agricoli sta soffrendo maledettamente. Quindi sono battaglie che a volte sono lombarde, sono venete, sono emiliane o piemontesi, ma sono simili anche a centinaia di chilometri di distanza. Ci sono persone per bene che vogliono lavorare del loro senza il cappello in mano, senza aspettare il lavoro da Roma, i soldi da Roma, la pensione da Roma e tutto il resto. Allora, 2 chiamate ancora, 02 66 20 35 29, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare semplicemente una domanda, ma siamo sicuri, siamo convinti che l'Unione Europea accoglierà questa proposta degli immigrati, considerando che David Cameron, l'Inghilterra e tutti gli altri hanno detto praticamente di no? Dopodiché io direi sull'immigrazione, invece di accoglierli, perché non applicare il capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite oppure gli articoli 41 e 42? Grazie, Alberto Calle. L'ultima chiamata, la prossima, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Sergio, la provincia di Padova. Prego. Sì, mi fa piacere parlare con il signor Cainarca, che lo stimo molto, oltre a Salvini che già ci siamo parlati. Vorrei dire sì che a Padova bisogna stare attenti, perché purtroppo io sono contrario, perché lo riconosco che è una persona, ma degli certi italiani non mi fido molto. Comunque anche Bitonci bisogna sostenerlo, perché è bersagliato da tutte le parti. Grazie e buon lavoro. Grazie anche a lei. Sull'Europa, Matteo, una cosa che ti volevo chiedere rapidamente, perché pare, oggi il Corriere lo racconta, che questa questione della redistribuzione degli aspiranti profughi o migranti sia subordinata a 2 questioni. Primo, arrivano dei team di Frontex, di Europol, eccetera, che si affiancano ai poliziotti italiani per identificare chi arriva. Secondo, l'Italia deve costruire centri di accoglienza dove trattenere costoro fino a che sia accertata l'identità o i requisiti per chiedere lo status di rifugiato, e non lasciano l'Italia per spostarsi in altri stati, che significa rimangono in Italia sostanzialmente. O no? O ho sbagliato io a capirla? Sì, assolutamente, ma questo l'abbiamo votato 2 anni fa a Strasburgo, lo dico agli ascoltatori perché spesso volentieri la sinistra e lo stesso Alfano e Renzi, ma dobbiamo spargerli per l'Europa, non è giusto che rimangano solo in Italia, è colpa della Lega, è colpa di Maroni. 2 anni fa, era il giugno 2013, è tutto documentato. Il Parlamento di Strasburgo, e io c'ero, ha votato per modificare il Trattato di Dublino, che è quello che dice dove sbarchi rimani. La Lega ha votato per cambiarlo e il PD ha votato per tenerlo uguale. Quindi, ripeto, sono passati meno di 2 anni. La sessione plenaria del giugno 2013
E poi quando qualcuno va in televisione a dire bisogna che l'Europa si faccia carico, ma allora perché meno di 2 anni fa i tuoi europarlamentari hanno votato contro l'interesse dell'Italia perché tutto rimanesse così, mentre la Lega sostanzialmente da sola ha votato per modificarlo? È questione di coerenza, però la coerenza non è in vendita. Bene, allora Matteo, noi ci salutiamo qui, credo, ti lasciamo ai tuoi impegni a Foggia adesso, in serata a Roma, se non ho capito male. Sì, e io intanto chiedo a chi in tanti lo stanno già facendo di andare nei comuni, ognuno nel suo comune di residenza, oggi, domani, c'è tempo un mesetto, però facciamolo subito, a firmare. 500.000 firme ci servono per togliere dalle strade, regolamentare e tassare la prostituzione. Vogliamo costringere il governo e il Parlamento a ripulire un po' le nostre strade, come fanno l'Austria, la Svizzera, il Belgio, l'Olanda, la Germania. Quindi regolamentare e soprattutto tassare e togliere dalle strade la prostituzione. Bisogna andare in comune. Quindi io spero che chi è all'ascolto in questo momento trovi 5 minuti per andare a Monza, per andare a Venezia, per andare a Torino, per andare a Bologna, per andare a Genova, chiedendo: posso firmare il referendum della Lega di aprire le case chiuse? Arriviamo a 500.000, dopo 50 anni di legge Merlin e dopo 50 anni di chiacchiere parlamentari, noi li mettiamo con le spalle al muro e li costringiamo a fare qualcosa. Però servono le vostre 500.000 firme, quindi anche tu, ascoltatore e ascoltatrice, che adesso sei in macchina, che adesso sei in negozio, che sei in taxi, che sei a casa, che sei in ospedale, che sei sul tuo trattore, nella tua azienda agricola, se trovi 5 minuti di tempo per andare nel tuo comune con la tua carta d'identità, ci dai una mano a ripulire un po' le strade delle nostre città. Bene, salutiamo Matteo Salvini, buona giornata, buon lavoro, grazie a te e ci sentiamo presto. Intanto il ministro Padoan e i suoi propositi, il che ci introduce poi alla prossima conversazione, quella con il capogruppo della Lega Nord alla Camera, Massimiliano Fedriga. Riforme da completare, a partire da quella fiscale, per razionalizzare e ridurre la pressione di tasse ed imposte. Nel 2014 sono stati recuperati oltre 14 miliardi dall'evasione, con una crescita superiore all'8% rispetto all'introito dell'anno precedente. L'Italia è fuori dalla recessione anche grazie al lavoro del governo. Questo è il primo bilancio che il ministro dell'Economia sceglie di stilare di fronte ai nuovi allievi ufficiali della Guardia di Finanza. Piercarlo Padoan chiarisce che per la Guardia di Finanza resta un ruolo fondamentale anche nel prossimo futuro, facendo capire tra l'altro che gruppi speciali e reparti aeronavali dovrebbero rimanere del tutto operativi. Più in generale, il governo ribadisce l'impegno a completare il percorso di riforme di cui il Paese ha bisogno da molto tempo. Si è aperta una finestra di miglioramento dell'economia e sarebbe un errore non approfittarne, afferma Padoan. Bene, bellissime parole, e le parole sono sempre belle, no? Non di rado sono bellissime parole, le riforme, la riforma fiscale, basta parlare di riforma per evitare di entrare nei contenuti, che siamo tutti d'accordo. Intanto vediamo dalla regia se riusciamo a metterci in collegamento proprio per entrare sui temi dei conti pubblici, partendo dalla vicenda ampiamente commentata la settimana scorsa della sentenza della Corte Costituzionale sull'indicizzazione, cioè l'adeguamento delle pensioni, delle pensioni che era stato bloccato dal governo Monti. Pausa musicale, poi vediamo di tirare le fila della trasmissione di stamani.
Allora, rieccoci qui con Massimiliano Fedriga, capogruppo della Lega Nord alla Camera. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie a lei. In primo luogo, ne abbiamo parlato ampiamente anche settimana scorsa, il modo in cui il governo cercherà di far fronte alla sentenza della Corte Costituzionale sull'adeguamento al costo della vita delle pensioni, bloccato dal governo Monti. Decisione che secondo i giudici era stata presa irragionevolmente, o meglio, sacrificando i diritti dei pensionati irragionevolmente in nome di esigenze finanziarie blande e generiche, hanno scritto i giudici della Corte Costituzionale, mentre la ministra Fornero, che annunciò piangendo quella decisione all'interno della sua legge che da lei prese il nome, la legge Fornero appunto, ha detto che il blocco degli adeguamenti pensionistici non era parte della sua riforma, ma è stato imposto dal Ministero dell'Economia per far quadrare i conti su spinta e su richiesta della Banca Centrale Europea. Per la verità, mi sembra, Fedriga, che l'ex ministra Fornero ne abbia dette tante, perché all'inizio se l'è presa con l'INPS, che aveva calcolato male il numero delle persone coinvolte dalla sua riforma, i cosiddetti esodati, poi se l'è presa con i tecnici del Tesoro, poi addirittura con le imprese che mandano fuori i dipendenti a carico del sistema pensionistico pubblico, poi con Monti, che è stato lui a volere il blocco dell'adeguamento delle pensioni mentre lei si era opposta. Insomma, al di là adesso però di queste questioni e delle giustificazioni a posteriori della signora Fornero, sta di fatto che la Corte Costituzionale ha detto una cosa, ma pare che il governo con un decreto in settimana ne intenda fare a occhio un'altra, cioè porre un tetto innanzitutto, oltre il quale non ci sono adeguamenti, su un totale stimato di quasi 18 miliardi di euro che andrebbero restituiti ai pensionati e ridarne 4 o 5, in maniera che ancora non sappiamo ovviamente perché il decreto non c'è, però con un tetto e con una serie di rimborsi scaglionati in base al reddito. Secondo lei questo significa rispettare la sentenza della Corte o no? Beh, intanto mi rilascia a quanto dicevo all'inizio, che se fosse vero che la Fornero ha fatto questa, ha scelto di fare questa misura perché gliel'ha chiesto l'Europa, sarebbe ancora più grave. Non la vedo come giustificazione, ma svendere gli interessi dei cittadini, dei pensionati in questo caso, perché glielo chiede l'Europa, sarebbe una responsabilità gravissima. Devo dire, non è l'unico ministro che ha operato in questo senso, anche i governi Letta e soprattutto i governi Renzi troppe volte abbiamo detto ce lo chiede l'Europa, lo vuole l'Europa, e quindi è veramente un perdere, diciamo, quella volontà popolare che elegge un Parlamento che l'ha scritto un governo. A questo punto che ci mandino un tecnico di Bruxelles che decida tutto, se questa è la forza dei governi nazionali che devono amministrare i beni e le risorse pubbliche. Per quanto riguarda nel merito ovviamente la sentenza, noi voglio ricordare che la Lega è stata l'unica forza politica a votare contro, sottolineando anche la criticità del blocco delle indicizzazioni, ovvero le perequazioni delle pensioni rispetto al costo della vita. Avevamo presentato degli emendamenti per bloccarle e c'è stata fatta una pernacchia dicendo che siamo i soliti demagogici, che no, in questo momento servono soldi perché lo spread era alle stelle, ricordo, in questo lontano 2011, e quindi dobbiamo intervenire. Risultato, scusate, faccio un quadro generale, però è vero che lo spread è sceso, peccato che la disoccupazione è salita, il debito pubblico è salito, per la prima volta in deflazione dopo 50 anni, imprese chiudono, imprenditori si suicidano, serrande vengono abbassate, i giovani rimangono senza lavoro, e questo è il grande risultato di queste misure dei governi Monti, Letta e Renzi. Sono un dramma su tutti i fronti. Dopo questi vogliono aggirare la sentenza della consulta dicendo diamo ad alcuni soldi, ad altri no, li diamo a rate. Intanto ovviamente sarebbe la conferma che le sentenze della consulta le seguono soltanto quando gli fa comodo, ovvero per esempio quando c'è da bloccare quello che avevamo inserito noi, ovvero il contributo per le pensioni d'oro. In quel caso subito stoppato perché ha detto la consulta. Quando invece c'è da ridare i soldi ai cittadini normali, subito si inventano 1000 gabbole per non farlo. Oltretutto voglio sottolineare che se incominciano a fare delle distinzioni fra una persona che prende, perché stiamo parlando di queste cifre, 1100 euro al mese netti, perché questa è 3 volte la minima, e magari chi ne prende 1.400-1.500 euro netti, sicuramente andrebbero di nuovo incontro a una misura anticostituzionale, in quanto la stessa consulta in quella sentenza di cui parlavo prima, ovvero sul blocco
della richiesta che avevamo fatto noi di contributo per le pensioni d'oro, avevano detto che non si possono utilizzare un contributo mirato solo sulle pensioni per la fiscalità generale, esattamente quello che è avvenuto con il blocco delle perequazioni. Se vogliono veramente colpire le pensioni d'oro, potevano farlo e possono farlo ancora. C'è una proposta di legge della Lega per il blocco delle pensioni d'oro che è arrivata in aula e il Partito Democratico di Renzi l'ha rimandata in commissione bocciandola. Quindi è troppo comodo, no, dire le pensioni d'oro quando c'è da aspettare una sentenza della consulta, e quando c'è una proposta di legge in aula si rimanda in commissione la stessa, oltretutto con un sistema che assolutamente era costituzionale. Chiudo soltanto dicendo che sia chiaro a tutti, anche gli ascoltatori, questo non è un surplus che si dà alle pensioni, un regalo che si è ai pensionati, è semplicemente l'adeguamento al costo della vita, ovvero dicono che la pensione deve avere lo stesso valore, almeno, anche se dopo non è così, però lo stesso valore negli anni, non è qualcosa in più, è un diritto che giustamente hanno i pensionati, esattamente come hanno per esempio i lavoratori quando si parla di contrattazione a livello nazionale, dei contratti nazionali, per l'aumento dei salari, in quanto ovviamente il costo della vita può aumentare, dunque deve rimanere la stessa, lo stesso potere d'acquisto col medesimo lavoro che uno compie, non è un aumento. Ecco, a proposito di pensioni d'oro, cosa significa per la Lega pensioni d'oro? Perché è una di quelle locuzioni che hanno avuto diverse caratteristiche a seconda di chi le pronunciava, no? Cosa intendiamo per pensioni d'oro? Guardi, per il governo le pensioni d'oro sono quelle sopra i 2.000 euro lordi al mese, quindi insomma siamo alla follia. Evidentemente è una pratica strumentale che utilizzano, perché 2.000 vuol dire che uno prende 1.500 euro al mese netti. Non penso che sia un pensionato d'oro, anzi magari uno che ha un figlio disoccupato, visto il numero, siamo al 43,1 ormai di disoccupazione giovanile, magari ha il figlio pensionato e disoccupato da dover mantenere. Abbiamo fatto una proposta molto semplice, oltretutto discussa in commissione, è arrivato con un testo unico rispetto a diverse altre proposte che si erano presentate. Sopra i 5.000 euro lordi fare il ricalcolo contributivo. Cosa vuol dire? Che se uno quei soldi li ha versati, anche se dovesse prendere 6.000, è giusto che li prenda indietro, perché sono suoi soldi, non sono soldi dello Stato. Non è che lo Stato può mettere, se uno quei soldi gli ha dati, fregarglieli. Se uno invece, come è successo anzi quasi esclusivamente nelle grandi cariche, per esempio la consulta stessa, che nell'ultimo mese, guarda caso, uno diventava presidente, il mese dopo andava in pensione, nell'esercito uno l'ultimo mese diventava generale, andava in pensione, nel caso del pubblico impiego, in questi casi veniva calcolato sull'ultimo stipendio percepito. Quindi quelle sono veramente pensioni d'oro a cui corrispondono dei soldi che il lavoratore ha versato nelle casse dell'INPS. Quello è stato un furto legalizzato che noi vogliamo colpire. Però evidentemente la volontà politica di questo governo, questa maggioranza, non è colpire chi ha fatto furbi e frega i soldi, ma vuole colpire le persone più indifese, che ovviamente sono quelle che prendono 1.100, 1.200, 1.500 euro al mese e che ha fatto magari una vita di sacrifici, di lavoro, e ancora sta facendo i sacrifici per mantenere la propria famiglia. Pubblicità e poi torniamo in onda. Signor Cateran, ecco il suo nuovo climatizzatore.
22. Federica, per tornare brevemente a questa questione del rimborso ai pensionati di ciò che era loro dovuto e che è stato invece congelato dal governo Fornero-Monti, scippato, diciamo rubato, perché la Corte Costituzionale dice vi spettava, non ve l'hanno dato, quindi possiamo chiamarlo, usare il termine che preferiamo, però scippato, rubato, quel che l'è. La Corte dice no, ridare. Ridare oggi però significa dover andare a pescare X miliardi. Se li diamo tutti sono 18, il governo ne vuol dare 4-5 e poi si vedrà, ma 4-5 in questo contesto dove vanno a prenderli? Perché sulle coperture sono stati molto generici i rappresentanti del governo. Io ho paura che ne andranno a scippare a qualcun altro, appunto, invece di mettere in atto quelle misure che oltretutto abbiamo proposto in maniera molto costruttiva. La prima fra tutti ricordo quello per cui il prossimo fine settimana faremo la raccolta firme in tutto il paese, ovvero la tassazione sulla sostituzione. Ma possiamo ricordare i 3,6 miliardi di euro dati da Monti e da Letta successivamente al Monte Paschi di Siena. Possiamo ricordare i 20 miliardi dei costi standard che non stanno applicando, che sarebbe un risparmio immediato per lo Stato. Insomma, ci sono diverse voci di copertura su cui si potrebbe andare ad intervenire tranquillamente senza dover tassare qualcun altro. L'impressione è che invece loro pagheranno da qualcun altro, questi soldi li andranno a prendere. Diventa comunque ridicolo anche il famoso tesoretto renziano, che è arrivato, è scomparso, è tornato e riscomparso. Insomma, adesso se ce l'hanno voglio vedere come lo tesseranno, se ce l'hanno veramente. Insomma, è un governo che sta lavorando un po' senza alcun tipo di struttura, senza una visione politica e economica complessiva del paese. C'è qualche spot elettorale renziano che viene fatto con i soldi dei contribuenti, ricordo i famosi 80 euro che sono costati 6 miliardi il primo anno e 10 miliardi quest'anno, ma non si vanno veramente ad affrontare i problemi del paese, tra cui sicuramente anche quello delle pensioni dei pensionati. Altra questione in tema di welfare, il reddito di cittadinanza che deve essere di 780 euro, lo ribadisce oggi il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. Contatti con PD, Sinistra PD, SEL, eccetera. Ad ogni modo, 780 euro di reddito mensile di cittadinanza, 20 miliardi almeno di spesa all'anno, se non sbaglio, calcolando un po' grossolanamente, perfino, credo di più, perché si parlava di 19 miliardi o 20 per un reddito pari a 600 euro. 780 sono di più, e quindi insomma, dov'è che anche qui, secondo lei, proposta che ha un senso o che non ce l'ha? Ma non ha un senso, allora io ho letto ovviamente la proposta presentata dai 5 Stelle, che appare alquanto bizzarra, ma intanto dopo magari affrontiamo le bizzarrie pentastellate, però vorrei ricordare che dal nostro punto di vista aiutare le persone che non hanno lavoro vuol dire far ripartire l'economia, ridare posto occupazionale e dare un futuro stabile ai nostri cittadini. Non dargli un assistenzialismo bieco, semplicemente anche questo è la coppia grillina degli 80 euro renziani. Cambia poco, noi crediamo invece che bisogna offrire un'opportunità lavorativa, ridare possibilità alle nostre imprese che, ricordo, hanno il doppio della tassazione rispetto ad altri paesi europei, rispetto alla Slovenia, il 18% in più rispetto all'Austria, quindi tornare ad essere competitive ed assumere, perché noi dobbiamo pensare, a me piacerebbe pensare, di lavorare per un paese e lavorare per una politica del paese che dia opportunità di lavoro ai cittadini, non che dia il reddito di cittadinanza a tutti, perché questo ovviamente è semplicemente una droga che si immetterebbe nella società. Ma non solo, io dopo dicevo, ho letto la proposta grillina che è perché bizzarra, perché loro giustificano dicendo sì, perché se dopo uno rifiuta 3 lavori perde 3 proposte di lavoro, perde il reddito di cittadinanza. Sì, peccato che hanno messo però delle clausole. Uno può rifiutare queste proposte di lavoro se il lavoro non soddisfa il percorso formativo o le ambizioni lavorative del soggetto, ovvero chiunque. Quindi nella sostanza si favorisce il lavoro a un euro, si diranno no, intanto mi prendo i 780 euro, poi faccio lavoro nero ed altro. In secondo luogo può rifiutarlo se il nuovo lavoro prevede uno stipendio inferiore all'80% del lavoro che svolgeva precedentemente. Quindi pensiamo, magari uno che prendeva 1.500 euro al mese, uno gli offre 1.000 euro, no, io non prendo e faccio il lavoro di. Quindi capite che è semplicemente una misura per raccattare qualche voto
in questa tornata elettorale fanno questi annunci che sono veramente tristi da parte dei 5 Stelle, che speravo, e lo dico da cittadino prima che da rappresentante politico, che portassero qualcosa di nuovo all'interno della politica nazionale. In realtà si vede che sono una coppia di Renzi, dove una parte è colore rosso, dall'altra diventa il giallo, ma cambia poco. Non solo, voglio anche sottolineare che in questo reddito di cittadinanza loro annullano nella loro proposta qualsiasi altro tipo di ammortizzatore sociale. Cosa vuol dire? Che magari il lavoratore che lavorava da tanti anni, magari ha ricevuto uno stipendio, non so, di 1.800-1.900 euro al mese e aveva da mantenere una famiglia e magari ha un mutuo a carico ed altro, non è che viene parametrato l'ammortizzatore sociale come viene adesso con gli ammortizzatori in deroga, la cassetta verso l'altro, lo stipendio che percepiva, ma viene tutto a 7,80, quindi chi magari perde il lavoro e prendeva 700 euro al mese, prende 780 euro al mese e magari quindi riesce a mantenere quella qualità della vita. Magari invece quell'altro che ha il mutuo a carico, ha delle spese, ha 30 anni di lavoro magari alle spalle, esattamente 780 euro come l'altro. Quindi capite che è una proposta che non sta in piedi nel merito. Noi invece pensiamo che bisogna trovare delle risorse da investire, ma investire per ridare una produttività al paese e dare un futuro al paese, non semplicemente per fare l'assistenzialismo. Questa è chiaro una proposta, e sono convinto che SEL, la sinistra PD gli andrà sicuramente dietro, per questa classica proposta che arriva dall'estrema sinistra, e il Movimento 5 Stelle si sta dimostrando di essere tale, estrema sinistra dove non guarda a chi produce e a chi lavora, ma guarda a chi non lavora e a chi non produce. Mentre domani alla Camera discute della riforma della pubblica amministrazione, targata ministra Marianna Madia. Io adesso non sto a riassumere il discorso, anche perché devo confessare che non ci ho capito molto, o meglio, mi sembrano una serie di capitoli, il contenuto dei quali mi è abbastanza ignoto, però vorrei chiedere a lei, come capogruppo della Lega alla Camera, se c'è qualcosa di buono là dentro nella riforma della pubblica amministrazione, perché si parla di licenziabilità dei dirigenti, di accorpamento dei forestali, di introduzione della valutazione continua dei dirigenti e di stop ai dirigenti esterni che sono stati assunti in questi anni nonostante il blocco della contrattazione e via dicendo. Insomma, io vorrei capire in sintesi da lei, se ce lo spiega, qual è il portato, se c'è qualcosa di buono là dentro nella riforma della pubblica amministrazione. Guardi, quello che ha detto è assolutamente vero, cioè è l'estrema confusione dettata per presentare l'ennesima slide e dire abbiamo fatto la riforma della pubblica amministrazione. Di concreto c'è poco o nulla. La vera novità che si dovrebbe introdurre nel pubblico impiego sarebbe quella di uniformare tutti i contratti del pubblico impiego a quello dei privati. Esattamente questo potrebbe essere il grande, che la Lega ovviamente l'ha proposto in tempi non sospetti, c'è su questo ovviamente una contrarietà dei sindacati, non si sa mai che bisogna confrontarsi con il mercato anche da parte della pubblica amministrazione e purtroppo si continueranno ad andare avanti in questa direzione e questo chi penalizza? Non soltanto ovviamente tutti i cittadini che devono usufruire dei servizi della pubblica amministrazione, ma gli stessi lavoratori della pubblica amministrazione, magari quelli bravi che lavorano e che devono fare il lavoro anche per il collega, il quale non verrà mai punito e non avrà mai una conseguenza rispetto al mancato impegno sul posto di lavoro. Sono quelli che lavorano e devono fare il doppio del lavoro perché gli altri invece fanno dell'altro, e purtroppo questa cosa non cambierà con questa riforma. È mancato il coraggio, malgrado gli annunci renziani, è mancato il coraggio, come è mancato il coraggio in moltissime altre proposte fatte da Renzi che vengono vendute come qualcosa di strabiliante che cambierà il destino del paese. In realtà sono delle brutte copie di esperienze già vissute nel passato, nel quale non vediamo un reale cambiamento dell'attività politica legislativa di questo paese. Qualche minuto ancora abbiamo, intanto se qualcuno vuole intervenire può farlo chiamandolo 0266 20 35 29, con noi Massimiliano Fedriga, capogruppo della Lega Nord alla Camera, ancora per qualche minuto. Nel frattempo, Fedriga, tra poco riparte il balletto dell'IMU, della Tasi, delle tasse sulla casa, che non cambiano rispetto all'anno scorso nella loro struttura essenziale. Quello che è cambiato però nel corso degli anni, prendiamo soltanto gli ultimi 4-5, dal momento in cui il decreto di attuazione del federalismo fiscale stabiliva un nobilissimo principio, cioè
che nell'attuare il federalismo fiscale non bisognava che le entrate aumentassero, quantomeno, come minimo. Non solo, però sono aumentate le entrate dello Stato centrale, tendono ad aumentare, anche se qui il discorso va fatto regione per regione, perché in Italia spesso si dice le regioni, ma in realtà ci sono differenze enormi fra le regioni, anche sotto il profilo dei conti pubblici, dei bilanci, del modo di amministrare, di mille variabili che vengono messe in un unico calderone. Però al netto di questo la tendenza è all'aumento tanto dell'imposizione locale, qua in linea generale, quanto dell'imposizione statale, centrale. Una delle grosse, mancate realizzazioni di quel discorso del federalismo fiscale che tanti anni ci aveva occupato e che sembra essere andato proprio completamente nel dimenticatoio. Però abbiamo 2 ascoltatori ai quali diamo il privilegio assoluto, 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere al signor Fedriga se la questione di quelle persone, specialmente donne, che avevano versato diversi anni di contributi, che non hanno poi più preso niente né pensione e non sono stati ritornati quei soldi, se è ancora da risolvere oppure se è ancora Bene, abbiamo capito. Altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Federica? Prego, buongiorno. Onorevole, buongiorno, sono Dalla Valtrompi. Ascolti, io ho lavorato dirigente, poi mi sono messo da solo, ho sempre versato contributo e compagnia bella e chiaramente hanno bloccato l'aumento delle pensioni e per cui sarò uno di quelli che verrà penalizzato. Secondo me la nostra posizione deve essere quella assolutamente. Quello che è stato il verdetto della consulta va rispettato, dopodiché questi signori rifaranno quello che vogliono fare. Perché non è corretto che specialmente al nord, dove tutti quelli che hanno lavorato hanno versato i contributi, non come magari giù, se andate a vedere bene dove ci sono queste sacche di falloni, questi non hanno versato sicuramente i contributi. Ultima cosa, Federica, di cui io ho grande ammirazione di lei, che è una persona seria e concreta. Il discorso del federalismo fiscale, quello per cui ho portato Maroni in Lombardia, con il discorso del 75% delle tasse in casa nostra, non devono restare soltanto degli annunci, come il discorso adesso del 15% della flat tax, non devono restare degli annunci, dobbiamo che i nostri sindaci, i nostri rappresentanti si mettano in prima linea, che il popolo gli viene dietro. Io subito, immediatamente, se dovessi avere un segnale che devo versare i contributi in un conto corrente che la regione Lombardia mi indica, io li verso, ma devono restare da noi, altrimenti qui non ne veniamo più fuori. Buona giornata. Bene, Federica, c'è ancora una chiamata, poi le lascio rispondere ovviamente. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Giulio, sono Franza dal Veneto, saluto anche il suo ospite. Prego Franza. Allora intervengo anch'io su quel filone. Allora qua non si può, vogliono il rispetto delle istituzioni. La consulta è una loro istituzione, perché noi siamo per l'indipendenza della Padania, per la quale vogliono rispetto. Allora rispettino la sentenza senza se e senza ma e paghino il mal tolto. La Lega fa bene a impuntarsi, che poi, come ha detto il suo ospite, non sono regali, sono quello che spettano ai pensionati. Questa è ora di finirla, le chiamano riforme, fanno cassa sui sacrifici della gente. Le riforme se le tengano se sono peggiorative. Quindi ascolto per radio, ringrazio fin da ora quello che la Lega intenderà fare. Grazie. Prego Federica. Hanno pienamente ragione, ovviamente, infatti per quanto riguarda le pensioni noi faremo battaglia per tutti i fronti, anche con iniziative fuori dal Parlamento, per costringere il governo ad intervenire esattamente come prevede la consulta. Faccio un esempio, come se a un cittadino gli viene contestata di non aver pagato in modo corretto delle tasse, e il cittadino dice: vabbè, allora una parte la restituisco, una parte no, e quella che restituisco la faccio a rate. È possibile, perché lo Stato può farlo e il cittadino no? Allora la prossima volta tutti i cittadini che arriverà all'Agenzia delle Entrate a dire: guarda, non potevi detrarre questo, oppure guarda, mi hai pagato questo, una parte a mia discrezione decido di tornarsela, l'altra non te la torno. Capite che siamo allo Stato che non rispetta le leggi dello Stato stesso. Insomma, quindi siamo alla follia se il governo operasse, come sembra, in questa direzione. Sì, prego. La seconda telefonata invece che riguardava flat tax, è chiaro che noi è una strada che vogliamo rendere concreta,
è altrettanto chiaro che secondo me deve essere una responsabilità di tutti i cittadini, al di fuori del partito politico. È chiaro che se continueranno alcuni, magari anche in buona fede, a votare il Partito Democratico e il Partito delle Tasse, purtroppo, essendo noi in uno Stato democratico, le cose non cambieranno. È una responsabilità che dobbiamo sentire un po' in ognuno di noi. Quando si va all'interno della cabina elettorale, quello che si fa non è indifferente sul nostro futuro, sul futuro dei nostri figli, sul futuro delle nostre imprese, sul futuro del Tasse. Quando uno fa quella X si prende la responsabilità di scegliere il partito delle tasse o il partito invece che vuole rilanciare il paese e dare un futuro occupazionale, lavorativo e di impresa al territorio nel quale viviamo. Le ultime 2 telefonate, pronto? Pronto, la mia proposta sarebbe sul lavoro degli extracomunitari che hanno proposto il volontariato. Io invece direi, perché poi arriverebbe l'Europa a dirci no, tu hai fatto lavorare questo, gli devi dare la cittadinanza, gli devi dare la pensione e tutto quello che conviene. No, la mia proposta sarebbe quella che si autogestissero, no? Si cucinano, si puliscono le camere, si tengono a ciclo. Vedremo che alcune cooperative forse verrebbe a perdere un po' il potere, almeno quello di autogestirsi. Nel frattempo che pensiamo cosa i governi decidono di fare. Però farli lavorare gratis no, perché poi succederebbe quello che ho già detto. Bene, grazie. Grazie a lei. L'ultima telefonata, pronto? Salve, buongiorno, Locatelli Milano. Buongiorno. È notorio che i pochi che prendono l'INPS ovviamente sono quelli che incidono di più sulla stragrande maggioranza. Poi c'è anche una relazione Brambilla che è stata nascosta al tempo di Maroni, nascosta, eliminata. Poi ci sono anche le corti costituzionali della magistratura che si fanno, diciamo, dei bei emolumenti, da che parte viene la predica, no? Poi mi ricordo che ancora al tempo di Maroni la Lega noi eravamo di esempio nell'UE stessa, nell'Unione Europea stessa, in merito alle pensioni, eravamo di esempio. Cioè io mi domando da che parte vengono le prediche, appunto, con tutti questi disastri che hanno combinato. Bene. Diciamo che c'è molto da seminare. Grazie. Grazie a lei. L'ascoltatore che ha appena chiamato, chiudo qui, Federica, ha ricordato una relazione Brambilla della quale abbiamo parlato a suo tempo diverse volte, ma quella relazione là sulla spesa pensionistica diceva sostanzialmente quello che si può dire sotto il profilo fiscale, cioè ci sono regioni fiscalmente in attivo, cioè che danno allo Stato molto più di quello che ricevono. Ci sono regioni che invece attraggono, succhiano risorse molte più di quelle che danno. Lo stesso discorso vale per le pensioni. Ora, se noi parliamo di equità e, come dire, di trasparenza e di equità, dovremmo considerare questi dati, anche perché le cifre in gioco sono decine di miliardi, non stiamo parlando di robetta. Però, diciamo, tutto questo magicamente scompare, sempre scompare questo ragionamento qui, sia sulle pensioni che sul discorso fiscale. Sì, perché non c'è la volontà di intervenire. Cioè, d'altronde alcune forze politiche, tra cui il Partito Democratico, vivono pescando da queste sacche di inefficienza e di assistenzialismo. Non vivono prendendo i voti anche di quei cittadini di quelle regioni che sono in credito con lo Stato, ma quei cittadini che invece magari lavorano, faticano e si trovano vicino magari la Guardia Forestale, come nell'esempio della Sicilia, 27.000 guardie forestali che gioca carte nel bosco, come è successo in un'inchiesta fatta in Calabria, dove le guardie forestali giocano a carte nel bosco. Ricordo che su 27.000 guardie forestali in Sicilia, una superficie boschiva più bassa rispetto a quella della mia regione, che è il Friuli Venezia Giulia, ce ne sono 280, vuol dire un centesimo, con una superficie boschiva più ampia. Queste sacche di inefficienza non vogliono essere colpite perché, ripeto, rappresentano un bacino elettorale di alcuni. Per quello il nostro auspicio è che invece che la stragrande maggioranza dei cittadini di questo paese faccia una scelta diversa all'interno, quello che dicevamo prima, della cabina elettorale, per andare ad eliminare diciamo, questi privilegi indovuti a persone che semplicemente garantiscono il loro voto all'amico di turno. Continuiamo a batterci in questa direzione. Per quanto riguarda ovviamente il rapporto anche che citava l'ultimo ascoltatore, è verissimo. Nel 2009 la Commissione Europea ha certificato che l'Italia era esempio virtuoso all'interno di tutta l'Unione Europea, perché era l'unico Stato dove andava a diminuire
il costo previdenziale per le riforme fatte nel passato. In tutti gli altri parti aumentava. Qual è stata la ricetta europea e attuata dal governo Monti, Letta e Renzi? Quella di andare a colpire pensionati e lavoratori. E che effetto ha portato? Perché non c'è solo la parte delle perequazioni della riforma Fornero, c'è anche tutta quell'altra parte drammatica, e devo dire forse ancora più drammatica dell'aumento dell'età per accedere ai benefici previdenziali, che ha portato a quei quasi 400.000 esodati, ha portato a colpire in modo drammatico i pensionati, ha portato alla disoccupazione giovanile, che è aumentata dal 29% quando noi eravamo al governo al 43,1%, perché ovviamente bloccando il ricambio generazionale in un momento di contrazione dell'offerta lavorativa il risultato è quello, e ha portato anche ad un aumento di costi per le imprese, quindi a una diminuzione di competitività delle imprese, perché anche questo bisogna ricordare, è stato spostato dal pubblico al privato il costo sociale, perché un lavoratore vicino all'età pensionabile costa 2,5 volte in più rispetto al giovane che entra, e pensiamo, e ovviamente anche meno produttivo, perché un lavoratore magari di 75, 66, 67 anni, ovviamente soprattutto in quei lavori di fatica, di catene di montaggio ed altro, è meno produttivo di un ventenne che entra sul posto del lavoro. Peccato che costa molto di più. Risultato, il 65enne, 67enne non può andare in pensione, il giovane non trova lavoro, l'impresa spende di più e produce di meno. Questa è la genialata ovviamente fatta per soddisfare le esigenze europee di massacrare il nostro paese, i cittadini del nostro paese. Qualcuno c'è stato però che ha eseguito questi diktat e ha votato questi diktat, perché non c'era solo il governo Monti o il governo Letta o il governo Renzi, ci sono anche dei gruppi parlamentari come il Partito Democratico che quelle riforme le hanno votate e le hanno approvate e le hanno fatte diventare legge. Bene, allora io ringrazio Massimiliano Fedriga, capogruppo della Lega Nord alla Camera. Buona settimana, buon lavoro Fedriga, grazie. E intanto brevissimamente, per aggiornare dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, Mogherini all'ONU, il piano dell'Unione Europea, la Commissione Europea prepara la svolta nella strategia europea sull'immigrazione e l'alto rappresentante della politica estera Mogherini la anticipa oggi nella prima riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sensibilizzare soprattutto i membri permanenti non europei del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in vista dell'altra partita che si gioca all'ONU, cioè la discussione sul mandato della missione nelle acque libiche per combattere contro i trafficanti e possibilmente distruggere i barconi prima che siano usati. L'agenda per l'immigrazione preparata dal commissario europeo Avramopoulos sarà finalizzata oggi dai capi di gabinetto, mercoledì approda sul tavolo del collegio dei commissari europei per l'approvazione 4 i pilastri: aiuto ai paesi d'origine e di transito dei migranti, controllo delle frontiere a sud della Libia e nei paesi limitrofi, missioni di sicurezza e difesa contro trafficanti e scafisti e infine l'obbligatorietà della suddivisione dei profughi in base a un meccanismo di quote. Benissimo, questi i propositi e le parole. Mentre, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, c'è una notizia di cronaca che riguarda il capitano Ultimo, il carabiniere senza volto che arrestò Totò Riina e la sua nuova vita. È un'esclusiva dell'agenzia ANSA. Dalla lotta alla mafia alle accuse, poi è stato prosciolto, di favoreggiamento ai boss, alle inchieste sulle ecomafie, e ora tra i poveri e gli emarginati. È il nuovo capitolo della vita del capitano Ultimo, al secolo Sergio De Caprio, classe 1961, uomo senza volto, colonnello, vicecomandante dei carabinieri tutela ambiente, il carabiniere che ammanettò Totò Riina, ora opera presso l'associazione volontari del capitano Ultimo Onlus, messa in piedi con l'aiuto e l'appoggio dell'attore Raul Bova, suo interprete in una serie televisiva a lui dedicata, e della nazionale italiana dei cantanti. Alla periferia sud-est di Roma era già uscita, diciamo così, la pubblicizzazione di questa attività che l'ANSA ora torna a ripubblicizzare. Intanto noi ci salutiamo qui. Sulla questione dell'unità e dei quasi 100 milioni di euro di debito che il quotidiano del PC, PDS, PD, eccetera, ha lasciato in graziosa eredità a noi contribuenti in virtù della strategia dell'allora tesoriere, oggi senatore del PD, Ugo Sposetti, ci torneremo sopra in settimana perché è una storiella che vale la pena di essere raccontata. E intanto noi ci congediamo con la sigla finale di Onda Libera, che è già impazza su internet a tutti i livelli, la vogliono tutti, ce l'abbiamo solo noi, la sigla finale di Onda Libera con l'impareggiabile prefetto Mario Morconi, il capo del Dipartimento Immigrazione presso il Ministero degli Interni. Buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca.
Thank you.